Ciao a tutti, siamo alla fiera del packaging nell'azienda Plasticonf. Oggi siamo qui per un workshop, anzi uno show cooking. Praticamente il tema per quanto riguarda questo evento era il condizionare in sottovuoto e la bassa temperatura. Abbiamo parlato un pochettino di quello che è il sottovuoto oggi, di quanto entra nelle nostre case, oltre che nelle nostre cucine se parliamo di ristorazione, quanto può entrare anche nelle nostre case, quindi a uso casalingo e a uso professionale. Questa che abbiamo vicino è una macchina professionale, è una doppia 45 barra saldante, una macchina a campana così chiamata, ed è una macchina che ci permette di estrarre il 99% di aria e quindi condizionare in sottovuoto dei prodotti. Un prodotto a caso potrebbe essere un pezzo di carne o un pesce. A che cosa serve il sottovuoto? Igienicamente protegge l'alimento. Possiamo stare tranquilli dove sappiamo che non ci sarà uno scambio di carica batterica, perché condizionato sottovuoto i batteri non proliferano, o quantomeno viene rallentata la proliferazione batterica. Possiamo conservare, aumentiamo lo shelf life del prodotto, quindi se un pezzo di carne oggi dura 4-5 giorni, in sottovuoto possiamo raddoppiare la vita del prodotto che abbiamo sottovuoto e messo in frigorifero in temperatura costante da 0 a 2 gradi. Possiamo anche cucinare con il sottovuoto. Un altro attrezzo che abbiamo utilizzato per il sottovuoto è appunto il runner. Il runner ci permette di lavorare a bassa temperatura, ci permette di lavorare in sottovuoto e a bassa temperatura. Possiamo utilizzare la stessa vasca per immergere più prodotti. Nella cottura a bassa temperatura, riguardo alle carni, ai pesci, a parte sempre un discorso di igienicità, abbiamo anche la possibilità di lavorare a bassa temperatura e quindi cuocere lentamente il prodotto, far sì appunto che le fibre, le carni si distendano e far sì che poi il prodotto finale sia tenero, morbido. È chiaro che la cottura a bassa temperatura implica più tempo, ma comunque il prodotto finale sicuramente ci guadagniamo noi, sia in salute, perché il prodotto comunque igienicamente è protetto, la materia prima rimane tale, rimane di livello, e di conseguenza abbiamo utilizzato questa tecnica del sottovuoto accompagnata appunto alla bassa temperatura per far vedere che anche facendo un altro lavoro in casa, una casalinga può cucinare tranquillamente. O comunque, per quanto riguarda il discorso dei professionisti, possiamo far lavorare queste macchine di notte per avere poi un prodotto eccellente da poter servire ai nostri clienti. Quindi una carne tenera, sempre saporita, perché sottovuoto è chiaro che le erbe aromatiche o qualsiasi aroma mettiamo dentro si sprigiona dentro la busta, per cui non lo perdiamo nell'aria. Questo per quanto riguarda la cottura a bassa temperatura. Abbiamo fatto un corso di base per far conoscere sia le macchine e sia i cibi. Abbiamo dato delle indicazioni di base per poter avvicinare chiaramente le persone a questo tipo, a questa nuova tendenza, che poi non è una tendenza ma è la tecnologia che ci viene in aiuto e la sfruttiamo, e vale appunto sia per il lavoro, il tempo, ma vale anche per la salute. In futuro abbiamo già programmato con questa azienda abbiamo programmato dei corsi un pochettino più professionali, quindi dove daremo delle indicazioni un po' più tra virgolette serie, dove le cotture saranno ancora più prolungate, la conoscenza della materia prima e le cotture diciamo per la ristorazione. Questo lo faranno credo a breve, sarò anche felice di stare con Plasticonf e continuare in questa serie di corsi qui. Lo potete vedere sul sito Mangiare Bene e non solo, che segue costantemente quelle che sono le evoluzioni sia del cibo che della tecnologia, ma non solo cibo, ma anche, se non ricordo male, caffè.